Ciao a tutti, allora facciamo questo piccolo video per far vedere le prime operazioni da fare una volta entrati in Vrike. Allora questa dovrebbe essere la finestra, insomma la visualizzazione che vi compare la prima volta che entrate. Allora ci spostiamo qui sulla sinistra, sull'albero delle varie cartelle, un esplora risorse, e vediamo man mano cosa c'è dentro. Allora, su Benvenuto in Vrike ci sono due cartelle, una risorsa, una tutorial e un'attività iniziali. Se cliccate su attività iniziali troverete una descrizione, una breve descrizione dei primi passi o con dei link a dei tutorial semplici fatti direttamente da Vrike sull'utilizzo generale di Vrike. Uscendo, tornando su risorse, trovate le registrazioni delle lezioni che ci ha fatto il tutor di Vrike a me e a Caterina. Se mai voleste guardarle, insomma, anche qui sono un po' lunghe, sono un'oretta l'una e si capisce un attimo sempre come funziona, qual è i concetti che stanno dietro a Vrike. Tornando su e andando su tutorial, ci sono dei tutorial che il tutor di Vrike aveva creato per i primi utenti che erano entrati in Vrike. Potete comunque cliccarci su uno qualsiasi e trovate una serie di esercizi che volendo potete fare per capire come funziona. Comunque le operazioni che dovrete fare in Vrike sono molto più semplici e diciamo che non serve sapere tutte le cose che ci sono descritte nei vari esercizi. Ok, quindi questo è quello che ci è benvenuto su Vrike. Andiamo su documenti utili, che invece è una cartella creata da me e Caterina ed è fondamentale per chi utilizzerà Vrike. E qui trovate una serie di sottocartelle con un po' di documenti all'interno. Queste ovviamente sono quelle che ci sono adesso e con l'andare avanti del progetto probabilmente aumenteranno. Una cosa che vi consiglio di fare quando entrate in questa visualizzazione, che è la visualizzazione elenco, è quella di andare sul filtro e di selezionare tutte le attività. Di default lui è impostato su tutte le attività attive. Come vedete non viene fuori nulla, se invece mettiamo tutte le attività compare effettivamente quello che è stato fatto, perché è stata indicata come completata l'attività. Allora, sfogliamo una a una, contatti. Qui è caricato un indirizzario, contatti XLS, che potete scaricare o visualizzare, è stato caricato in un account di Google Drive e chiunque ci clicca può accedervi e modificare. Qui sono stati caricati i permessi che abbiamo già per le imbarcazioni. Questa cartella forse non è condivisa con tutti. Per vedere con chi è condivisa basta cliccare su questo simbolo. Sì, ok, è condivisa con tutti, quindi lo potete vedere tutti. Questi qui sono i file allegati. Regole di rendicontazione. Caterina vi ha allegato le regole di rendicontazione. Qui disciplinare tecnico, potete vedere i disciplinari tecnici finali, potete ovviamente scaricarli. Questo è un capitolo relativo ai monitoraggi istituzionali esistenti, con anche qui allegato un file Word con la descrizione di tutti i monitoraggi. Il manuale Vrike che abbiamo creato con un piccolo how-to su quello che dovrete fare in Vrike, sono cose molto semplici, veloce da capire, insomma, e ci sono dei link diretti alle azioni che potete fare. E poi un template di Venezia 2021 per quello che è la reportistica. Un'altra cartella condivisa è l'organizzazione dei dati. Anche qui ricordatevi di selezionare tutte le attività sul filtro e ci sono 4 sottoattività. Allora, dati spaziali anteprima online,
se voi cliccate su questo link mappa, andate su una mappa online del cloud di QGIS dove ho caricato dei layer fin tanto che non riattiveremo Solve. L'altra cartella è portate da bacino scolante e sono i dati che abbiamo, che ci hanno fornito e che abbiamo caricato e reso disponibili a tutti, quindi cliccando sul link si va alla cartella in Google Drive dove è possibile scaricare tutti i dati, e stessa cosa per Modus 4 anno 2016, c'è un attimo di descrizione, e la mappatura fanerogame. Qui vi ho messo degli screenshot delle fanerogame perché purtroppo non posso caricarli sul GIS in cloud perché sono file, sono shape pesanti e ho al massimo 50 MB di spazio nel cloud. In richieste dati ci sono tutte le richieste che in corso, alcune già completate, alcune in corso, richieste che voi avete fatto a noi che noi abbiamo inoltrato a chi di dovere, CUN, magistrato, ARPAV o quant'altro. L'ultima cartella è riunioni, e qui ci sono anche qui alcune riunioni sono già state completate, altre sono in corso o in revisione appunto, e cliccandoci troverete tutta la storia della riunione. Queste cartelle attività probabilmente non sono condivise con tutti, e comunque in teoria voi dovreste vedere solo quelle che interessano a voi. E presentazione Venezia 2021 invece è la cartella dove troverete tutte le informazioni relative alla giornata di presentazione pubblica di Venezia 2021 in programma il 2-3 aprile. Finita questa prima sezione, che è l'area diciamo condivisa dove vengono caricati i documenti creati, lasciate per la tematica 1 che è delle prove che avevo fatto io. Cliccando su Venezia 2021 invece avete tutto il progetto vero e proprio, quindi con tutte le tematiche, le linee, VP e tasca. Ok, quindi adesso non sfogliamo, ma insomma ricordatevi, quindi se non vedete quello che vi interessa provate a controllare che il filtro sia posizionato su tutte le attività, e poi come altro suggerimento che non è ancora stato, forse non ve l'avevamo ancora menzionato, è quello di utilizzare il diagramma di Gantt. Posizionandovi su Venezia 2021 e sul diagramma di Gantt, Wrike adesso eccolo, e questo è tutto il diagramma di Gantt dell'intero progetto. Per vedere solo particolari sezioni vi dovete spostare sulla sinistra e cliccare al livello che volete. Per esempio se io clicco sul VP 111 lui mi fa vedere il Gantt relativo solo a 111, ok? Posso ovviamente ridurre, visuale per trimestri per esempio, e qui potete navigare e vedere tutte le attività, milestone, progetti, sottoprogetti relativi al VP. Le altre modalità di visualizzazione che vedete qui in alto non sono particolarmente significative, almeno per quello che interessa a voi, e niente, io direi questo primo video è più che sufficiente. Ciao!